Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. L'ira di Schifani per lo scandalo Referti in ritardo è inaccettabile, ha detto chiedo scusa. Positivo il 5% degli esami, circa 160 pazienti hanno scoperto di avere patologie gravi. Città fuori controllo nel Palermitano, da Partinico allo Zen, fiamme, sparatori e spaccio di droga. A Catania furti con spaccata in 2 profumerie. Massi in bilico sull'autostrada 18 Messina-Catania, da oggi chiuso per lavori il tratto tra Roccalumera e Tremestieri. Anticipo d'estate in Sicilia con temperature che sfiorano i 30 gradi nel borgo di San Giovanni Licuti a Catania, tanti appassionati del tuffo fuori stagione. Calcio, stasera al Franco Scoglio il derby di Serie C Messina-Catania, rossazzurri a caccia di punti nel segno della continuità, giallorossi in emergenza dentro e fuori dal campo, la gara in diretta e in chiaro su Telecolor. Ancora ben trovati, apriamo purtroppo il telegiornale con la notizia di un grave incidente stradale. La scorsa notte a Noto, per cause ancora in via di accertamento, un minorenne che viaggiava a bordo di uno scooter è deceduto, mentre un'altra persona che viaggiava con lui è rimasta ferita ed è stata immediatamente trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Aurispa, al momento non sono ancora del tutto chiare le modalità. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute le forze dell'ordine. E cambiamo argomento, allo scandalo dei ritardi nei referti istologici con migliaia di arretrati all'ASP di Trapani. Schifani chiede scusa e dice non deve più accadere. Sentiamo Tonino De Mana. Fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia e io credo non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. Il governatore Schifani non le manda a dire e punta il dito contro l'ASP di Trapani, finita nella bufera per i gravi ritardi nell'accertamento degli esami istologici. Con il passare delle ore si allarga a macchia d'olio lo scandalo e i numeri fanno tremare. La percentuale di dati vettrini positivi è il 5% di quelli tutti refertati, quindi andiamo sui 160-170 casi positivi. Si stanno raggiungendo in queste ore le famiglie per informarle di questi esiti in maniera tale che si accelerino immediatamente i processi di terapia naturalmente. La vicenda dei referti istologici lumaca si complica di giorno in giorno, mentre la procura di Marsala e quella di Palermo hanno aperto indagini per far luce sulla gestione dell'emergenza e sulle responsabilità amministrative. Sulla vicenda arrivano anche le scuse del governatore. Io mi sento di volermi nella qualità di scusarmi nei confronti di quei familiari e quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i referti positivi purtroppo sulle loro patologie. La sanità siciliana piomba ancora nella bufera e la sensazione che presto arriveranno pesanti provvedimenti. Sparatori e spaccio di droga, rapine a Partinico come a Palermo. La situazione è davvero fuori controllo. Marco Gullà. Controllo del territorio, probabilmente per la vendita di droga, intimidazioni e minacce. Partinico, in provincia di Palermo, 3 auto sono state danneggiate da colpi d'arma da fuoco la scorsa notte in via Ezio Tarantelli. Le auto danneggiate sono una Yaris, una Fiat Punto e una Citroen C3. Lo vediamo dalle immagini. I fori dei proiettili rappresentano un atto di minaccia, parabrezza infranti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia per risalire ai motivi dell'intimidazione che ha scosso l'intera cittadina, da Partinico allo Zen di Palermo, dove da giorni si susseguono episodi di ritorsioni e minacce. Ieri un altro ferito, un ragazzo di 28 anni, si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia con una lesione alla gamba destra, accompagnato dal compagno della madre che risiederebbe tra i padiglioni del quartiere. È già il secondo ferito che nel giro di qualche giorno raggiunge l'ospedale vicino allo Zen per farsi medicare. Una faida che continua, il tutto potrebbe essere
legato al controllo delle scommesse clandestine, un affare da milioni di euro per Cosa Nostra. Dopo gli arresti dei giorni scorsi, la mancanza dei vecchi punti di riferimento avrebbe scatenato la lotta per accaparrarsi il controllo di quello che viene considerato il secondo mercato più importante dopo il traffico degli stupefacenti. E poi auto bruciate, colpi d'arma da fuoco, Palermo e provincia ribollono per lo smercio di droga e del gioco online. E ancora furti con una Fiat Punto scura. I ladri hanno sfondato la vetrina del bar Jerry in via Gaetano Costa, all'imbocco della statale Palermo-Sciacca, di fronte al carcere Pagliarelli. I malviventi hanno portato via le casse e numerose stecche di sigarette. La situazione insomma non va meglio a Catania, dove si moltiplicano i casi di spaccate, gli assalti con l'auto per sfondare i negozi. Sentiamo. È una tecnica ormai consolidata. L'auto in retromarcia contro la vetrina per sfondarla, entrare ed arraffare quanta più merce possibile. Questa volta però l'azione criminosa non è andata a buon fine. Un 29enne ed un 23enne sono stati arrestati dalla polizia di Catania per furto aggravato e ricettazione. Secondo l'accusa sarebbero gli autori di 2 furti con spaccata commessi il 29 dicembre del 2024 e il 1 gennaio 2025 ad un esercizio commerciale del centro storico. Nel primo caso i 2 indagati svuotano gli scaffali rubando oltre 400 flaconi di profumo per un valore complessivo di 24.000 euro. Nel secondo assalto arraffano cosmetici e i soldi presenti nel registratore di cassa, bottino 500 euro. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori. Nelle rispettive abitazioni, durante una perquisizione, la polizia ha trovato indumenti compatibili con quelli indossati dai ladri durante il furto e numerosi flaconi di profumo ancora confezionati. Su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per il 29enne ed i domiciliari per il 23enne. Massi in bilico sull'autostrada A18 Messina-Catania e così da oggi è previsto il primo degli interventi per rimuoverli. Sarà chiuso l'intero tratto in entrambe le direzioni di marcia tra Roccalumera e Tremestieri. Francesco Triolo. Le autostrade siciliane non vivono certo settimane serene, soprattutto nell'ultimo periodo, in particolar modo la A18, dove sono diversi cantieri aperti che causano parecchi disagi agli automobilisti. L'ultimo contrattempo è quello scoperto al Consorzio Autostrade dopo una serie di verifiche sulle condizioni delle colline che sono vicine alle 2 carreggiate dell'autostrada nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri. Sopra la galleria Piano Cutini, nel comune di Scaletta, è stato rilevato un temuto cedimento che ha anche danneggiato la rete che avrebbe dovuto frenare la caduta. Così alcuni massi sono rimasti in bilico proprio a pochi centimetri alla carreggiata ed i tecnici ritengono che sia troppo pericoloso lasciarli lì. Necessari quindi una serie di interventi con l'aiuto dei rocciatori e il primo è previsto proprio per la giornata di domani, ma per effettuarlo si dovrà chiudere la circolazione autostradale in tutta la tratta tra Tremestieri e Roccalumera e non si potrà viaggiare né verso Catania né verso Messina dalle 6 del mattino alle 18. Tutto il traffico sarà spostato sulla strada statale 114, una chiusura che avverrà anche domenica prossima. A questo si aggiunge un altro disagio, quello della chiusura ormai dal 10 marzo e che durerà sino al 12 aprile, dello svincolo di Taormina in entrata verso Catania. A partire dalla tarda serata di ieri, i tecnici dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato una nuova attività stromboliana dai crateri sommitali dell'Etna con emissione di lava. Il fenomeno è visibile anche dalle telecamere termiche di sorveglianza. Le esplosioni e i boati provenienti dal vulcano sono stati uditi in tutta la zona di Etna Nord. Il fenomeno non ha prodotto emissione di cenere e l'aeroporto Fontana Rossa risulta pienamente operativo. E un terremoto di magnitudo 4.0 si è verificato nell'area delle isole Egadi nel Trapanese alle 21:46 di ieri a una profondità di 5 km. Il sisma è stato nettamente avvertito a Trapani. L'epicentro è stato localizzato in mare a nord-est dell'isola di Levanzo. La sala operativa dei Vigili del Fuoco non ha ricevuto richieste di intervento e non si registrano fino ad ora danni. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, estate in anticipo in Sicilia con temperature che sfiorano i 30 gradi e subito c'è chi ne approfitta per un tuffo fuori stagione. Siamo andati nel borgo di San Giovanni Licuti con Emanuela Corsi. È un'Italia spaccata in due sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al centro-nord e caldo estivo al sud. Proprio la Sicilia è interessata da un'eccezionale ondata di calore proveniente dall'Africa, con temperature massime tipiche del mese di giugno. Qui siamo a Catania, nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove sembra un pomeriggio estivo e non di metà marzo. Troppo caldo, bello, finalmente ci stava una bellissima giornata di questa. Dopo una settimana di acqua, pioggia, vento. Anomala, molto anomala. Infatti io solitamente il primo bagno l'ho fatto prima di maggio, il 25 d'aprile. Quest'anno ho anticipato moltissimo. Molto caldo. Oggi è un dia caldissimo. Fino a ieri sera c'erano 11 gradi, adesso ce ne sono 25 e sto squagliando praticamente. Gli esperti lo avevano annunciato che nel fine settimana il termometro avrebbe segnato anche 30-31 gradi e allora via cappotti e maglioni per indossare t-shirt e costumi da bagno. Abbigliamento estivo. Sì, c'è troppo caldo, oggi facevano 25 gradi, per forza si doveva andare a mare. Com'è stato questo tuffo? Bellissimo. Molto rigenerante. Una parentesi estiva che non sarà destinata a durare molto. Già da lunedì ci sarà un calo delle temperature e martedì potrebbero tornare le piogge sul versante ionico e tirrenico. Del resto, si sa, marzo è un mese pazzerello. Vabbè, casomai stringiamo i denti e aspettiamo la vera estate. Le fiamme in Europa viste da Paolo Mieli, il giornalista storico e scrittore, è stato ospite ad Acireale per il mese della cultura, l'occasione per parlare del conflitto russo-ucraino e della situazione europea. Orazio Longo. I grandi salti dell'umanità hanno sempre avuto origine da pandemie. La peste di Atene, in cui morì Pericle, quella del 300, e quella manzoniana del 600. C'è sempre un rapporto tra grandi malattie e guerre, ma alla fine sono convinto che finirà bene. Giornalista, storico, scrittore, l'Enciclopedia Treccani ha inserito il termine mielismo tra i neologismi entrati nell'uso comune come modo di fare e di concepire il giornalismo di un singolare protagonista della società culturale di questi anni, Paolo Mieli, già direttore del Corriere della Sera e conduttore di programmi di successo di divulgazione, è stato ospite ad Acireale per la rassegna Il Mese della Cultura. L'occasione per parlare del suo ultimo libro, Fiamme dal passato, dalle braci del Novecento alle guerre di oggi, e per fare il punto sulla situazione europea e sul ruolo dell'Europa nel conflitto russo-ucraino. Non solo non siamo più tutelati dal principale rappresentante del patto atlantico, ma quello si è alleato col nostro nemico, e quindi pensi cosa sarebbe successo se negli anni 50 e 60 a un certo momento uno di quei presidenti, Eisenhower o lo stesso Kennedy, improvvisamente si fosse alleato con Khrushchev o Brezhnev o gli altri che ci sono stati. Lo shock per l'Europa è enorme. Pacifismo come valore supremo, afferma Mieli, che ricorda come metà della sua famiglia fu sterminata nei campi di concentramento. A preoccuparlo però nel panorama mondiale è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Perché è imprevedibile e non ha ancora usa troppe parole prima dei fatti. E adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi il calcio, ci occuperemo ovviamente del derby di oggi, di questa sera, tra Messina e Catania, tra poco. Siamo al calcio, Catania pronto per il derby, rossazzurri reduci da 5 risultati utili di fila, vogliono confermare il periodo positivo, recuperano alcuni elementi chiave. Questa sera la partita in diretta su Telecolor. Marco Carli. Ripartire dal secondo tempo di Latina, soprattutto dal gran finale, quando si è visto il lavoro portato avanti che fa ultimamente chiudere le partite in crescendo. Latina è stata l'ultima delle rimonte di questa fase, condita dal sorpasso. Poi c'è stato l'ingrediente in più, il genio di Jimenez, che ha dato un po' di voglia di rischiare a tutto il gruppo. Il famoso aspetto mentale che diventa decisivo nello sport. Ecco, mentalità e qualità sono gli aspetti su cui si è battuto in settimana in casa Catania nel percorso di avvicinamento alla partita del Franco Scoglio col Messina. A volte si dice una partita come le... No, il derby è una partita a sé, dove i valori si azzerano, e soprattutto queste ultime partite, e soprattutto il derby, ti devono far sì che
devi costruire in queste partite quello che è il tuo obiettivo finale. Il tecnico recupera dal monte Anastasio e stoppa quest'ultimo rientrante dalla squalifica. Si riaffacciano anche Di Tacchio e Sturaro. Per Inglese bisogna aspettare un po' di tempo. Possibile un remake della formula con 2 trequartisti alle spalle della punta. Innanzitutto l'atteggiamento, perché anche se parliamo di rientri, puoi essere in 13, puoi essere in 24, ma se non hai l'atteggiamento giusto, la concentrazione giusta di affrontare una partita del genere, rientro, non rientro, chi gioca, chi non gioca, sistema di gioco, non sistema di gioco, contano poco. Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro in esclusiva la partita del Franco Scoglio, un lungo live che avrà inizio un'ora prima della gara, ampio pre-partita e poi la cronaca del match, interviste nell'intervallo e nell'immediato post partita e poi le parole dalla zona mista. Lo spettacolo del derby è su Telecolor. Veniamo al fronte Messina, tanti gli assenti, partita fondamentale però per il futuro della squadra giallo-rossa. Sergio Colosi. Emergenza dentro e fuori dal campo. Anche nel giorno del derby con il Catania il tema dominante non si smentisce. Il Messina, che ha un bisogno maledetto di punti e di una serenità societaria lontana anni luce, non può servirsi dell'attaccamento ai colori di Crimi, squalificato al pari di Dumbravano. Mancano ormai da un mese gli infortunati Ingrosso e Chiarella, mentre Buchel e Gianfi, regolarmente convocati, viaggiano sul filo del rasoio, come confermato dal tecnico Banchieri. Cerchiamo di recuperare fino all'ultimo, per noi un giocatore fondamentale come Marcel Buchel, che anche quando l'ho dovuto sostituire con l'Avellino per forza maggiore, perché non sta bene, abbiamo potuto solo a cava farlo giocare pochi minuti e speriamo di recuperarlo, ci proviamo fino all'ultimo, se non ci riusciamo non sarà della partita. E il resto gli altri ragazzi si sono allenati, però è chiaro che è quasi un mese che giochiamo con chissà 4-5 assenze sistematiche. Il tifo della curva si stringe attorno alla squadra, prevendita timida, nulla a che vedere con il passato. Però noi dobbiamo guardare a noi stessi, noi dobbiamo fare punti per la salvezza, per raggiungere il play-out, per raggiungere un miracolo sportivo che è salvare questo club, questa tifoseria, questa città, ecco. Dopo il derby torneranno d'attualità le problematiche societarie, ma quello è un tema ben più complesso, dove gli umani non possono captare strategie e pensieri di chi governa la CR. E il Trapani ospiterà oggi pomeriggio alle 17:30 al Provinciale Il Giuliano, partita fondamentale per i Granata, in crisi e reduci da 3 sconfitte consecutive. E adesso al Palermo, che ha giocato, lo ricordiamo, venerdì, ma fa ancora male la sconfitta rimediata contro la Cremonese, una sconfitta che ha gettato sconforto nell'ambiente rosanero. Marco Gullà. La sconfitta brucia ancora e fa male. Il clamoroso Arachiri con la Cremonese da 2-0 a 2-3 ha mandato al tappeto il Palermo. I rosanero soffrono di rimontite, al contrario. Quest'anno è successo già contro Modena, Spezia e appunto Cremonese. La squadra di Dionisi non riesce a mantenere il vantaggio e in alcuni casi neanche il doppio vantaggio. 20 minuti, quelli di venerdì, che possono scrivere un altro destino al campionato e che quasi sicuramente chiudono i giochi per il quarto posto, che adesso è a -9. Al 27esimo della ripresa sembrava una partita vinta con il Palermo avanti di 2 gol. Dopo il 6° minuto di recupero è stata come un'apocalisse. Dobbiamo reagire, dobbiamo ripartire, c'è la sosta, ma oggi non possiamo perdere questa partita oggi. Non ci possiamo più permettere di avere questi cali, rimettere una partita in gioco dove bisogna avere la capacità di far finire la partita e rimanere 2-0. Nonostante alcuni rumors, Alessio Dionisi resta comunque saldamente alla guida del Palermo. Adesso la sosta, poi i rosanero dovranno riprendere testa e marcia in vista della trasferta a Salerno. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, vi ricordo che torneremo con l'informazione su Telecolor alle 14, vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. A tutti una buona domenica.